Buona Pasqua a tutti. Siamo a Galtellì nella chiesa pisana dei Vescovi, la chiesa di San Pietro, la più antica che risale all'anno 1000. Questa è stata la sede dei Vescovi per 4 secoli. Galtellì divenne diocesi tra il 1117 e il 1138. E anche la chiesa degli affreschi romanici di quell'aurora romanica che aveva illuminato la pagine di una Bibbia popolare. Questa è la Pasqua delle maschere, una Pasqua particolare, quasi surreale, drammatica. Con noi c'è il parroco Don Ruggero Bertarelli. Una Pasqua surreale nelle forme, nella sostanza è la stessa Pasqua di 20 secoli fa, da 2000 anni. Il passaggio è sempre lo stesso. Pasqua vuol dire passaggio, vuol dire varcare, trovare la possibilità di uscire. E la Pasqua anche quest'anno ci dà questa speranza che nonostante la pandemia la cristianità celebra la Pasqua cristiana e ci sono segni di speranza. Prima di tutto il Papa con i suoi gesti, con i suoi atteggiamenti. Ieri la Via Crucis dei bambini e altri gesti di fratellanza che ha saputo dare nel viaggio recente dell'Iraq. Questa è la Pasqua, una Pasqua che non è soltanto una data annuale da ricordare, da celebrare, ma è una Pasqua che tutti i giorni, anche umanamente parlando, penso che il passaggio l'uomo lo deve sempre fare. Quanti passaggi facciamo? C'è anche il sindaco di Galtellì, Giovanni Santacuore. Va bene. Sindaco, questa è anche la Pasqua delle confraternite degli antichi Gozos. Sì, Galtellì è una comunità profondamente segnata da questi valori, dai valori delle confraternite che nei secoli tramandano questi antichi riti, queste antiche tradizioni. Nobili uomini, donne che ogni anno veramente sacrificano tantissimo del loro tempo per tenere alte le nostre tradizioni che appunto vengono tramandate nei secoli e che fedelmente vengono a tutt'oggi ancora riprodotte. Grazie a questo Galtellì ha veramente un tesoro immenso da proporre, da valorizzare, da marcare in qualche modo, e soprattutto in questo periodo si sente questa profonda devozione. Proprio in questi giorni siamo stati lietati dalla notizia di questo nuovo crocifisso che è stato trovato, che in qualche modo ha stupito la comunità, ma allo stesso tempo l'ha inorgoglita. E questo rende merito, e ancora una volta è prova del grande patrimonio che questa comunità ha conservato, ha avuto nel tempo, e che, proprio come dicevi all'inizio Antonio, questa sede, questa chiesa che narra circa 1000 anni di storia, ha dato inizio, sede vescovile, ma siamo anche luoghi di destinazione religiosa, perché il Santissimo Crocifisso da sempre, nei secoli, ha richiamato tantissime persone. Quest'anno stiamo vivendo tristemente questa situazione, ma speriamo di tornare quanto prima a nuova luce, a nuova speranza. E con questo augurio saluto anche la comunità, augurando una serena Pasqua. Il Cristo dei miracoli di Galtellì tra storia, leggenda e devozione. La leggenda del simulacro, se è leggenda, è ritrovato sulla spiaggia di Osée che nel 1612 sudò sangue. Ora, questa leggenda è diventata una canzone. Lena Gate. In visita sei venuto dalla madre tua celeste, che fino a quel dì attendeva in triste peste l'arrivo del carro, che d'un tratto si arrestò
visita in croce, porta il tuo amore ardente, le tue sofferenze in vista tutta la gente, e la città ti galte, e ti inclinatas civitas in manu hominis, qui elevatas visita regis, et ti inclinatas civitas in manu hominis, qui elevatas visita regis. Si apre il cuore senza dimora, porge al suo fianco è tornato il Signore dei secoli, il suo braccio rimarrà, et inclinatas civitas in manu hominis, qui elevatas visita regis, et inclinatas civitas in manu hominis, qui elevatas visita regis. Lena, come canta questa canzone? Questa canzone è nata dalla devozione, intanto l'ha scritta l'autore è fratello Giovanni, anche lui molto devoto al Cristo di Galtellì, sì, è così, abbiamo voluto dare un omaggio al nostro Cristo, raccontando la leggenda. Ne ha parlato il sindaco di questo mistero nella storia religiosa di Galtellì. È un altro Cristo quattrocentesco che è spuntato dal nulla. È Vincenzo Gallus, assessore alla cultura. Un Cristo ritrovato, assessore. Grazie Antonio della domanda. Sì, per noi questa è una settimana santa molto particolare, diciamo, perché questa notizia ci ha riempito di gioia, insomma. Lo stiamo interpretando come un segnale per chi ha la fortuna di avere la fede. Galtellì è un paese con grandi tradizioni religiose, quindi è stata per noi una bellissima notizia. Adesso ringraziamo per questo l'Arma dei Carabinieri che ha perseguito le indagini per tanti anni. Questo è davvero un grande merito dell'Arma, insomma. Noi siamo pronti ad accogliere come comunità insieme alla parrocchia questo nuovo simulacro, insomma. Adesso ci metteremo in contatto come amministrazione con Don Ruggero e con il vescovo, il Monsignor Mura, per vedere come possiamo risolvere il problema anche del profondo restauro. La passione di Cristo con la straordinaria voce di Lena Galte, Spinar de Mundo, le sofferenze che il Cristo ha donato all'umanità. Una canzone che è scritta da Giovanni Podda e reinterpretata in lingua sarda da me. Herbenius mundo qui torrat a Deus, assomine a barret sa misera gloria, meritare non podo una buona storia, calappola sao martoriare, se cuvi poi socru e in su coro e nuda covattu rollo sarvare a suo viso e somine
suranchi ducali che caisso er morto in giovane etade, dai mala mano che ne piedade. Procustirbani depo como l'arbio ruios che s'ambene Dios irballo in me scostau a vivere sa vida mea in su pecau che ne riconoscere chi m'ha salvato promene ariuto saru che in amore miso e perdi e branco in su cuore las penas manos tuas a cuaio creen tu esencia pro poder aliviare esa divina sofferenza pro poder aliviare esa divina sofferenza. De su mundo su veleno casa dossau como somer errante in tristura in un mondo nudo e accorau per un male mortore dai terra e mare arribau e chi sa corona de spinas suas prega de kirkatsu Dios irmenticau quien si speranzia de una vida nova a mi esas espinas tuas ya pro minore de esa corona santa podés sanare s'anima mea infranta s'anima mea infranta. Fabrizio De André l'aveva scritta nel 1970, Le tre madri, le madri che piangono il Cristo in croce. Non fossi stato figlio di Dio, cantava De André, ti avrei ancora per figlio mio. Ma ecco in lingua in logudorese, Sastrer Mamas, la versione sarda e dei versi di De André, interpretata ancora da lei. Di tu non sei figlio e Deus, ma peschi mori nenze di addio, di maco tue no astentu babbu, ma prurvete morinde mamma con troppas lágrimas pianges Maria, solo s'immagine de un'agonia ischi in vida in sa terza die su fizzuto ad attorrare lasciano spiangere sempre più sforte pro chi non torna da esa morte
brazos lanzos, su fronte esa cara, onzi vida sua, chi vive de ancora, la vido studare da ora in ora, fizu e su sambene, fizu e su coro, e chi ti chiama da nostro Signore in savadiga del suo riso, chi il cauno pago del paradiso, promesse sfizzo vita morinde, tapo portato in secas entrañas, prima in su sino e como in sarughe, ti chiama d'amore custa o che mia, non ti sti stato figlio ed esti ancora a tenere profiso meu. Dalla chiesa di San Pietro di Galtelli, buona Pasqua a tutti.